Siete riusciti a mettervi in salvo da solo o c'è stato qualcuno che vi ha aiutato anche? Ci siamo aiutati uno con l'altro fra di noi, visto che eravamo una ventina, 21 persone. Io personalmente ho trovato una grossa drizza, una grossa cima lunga, 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 e l'ho legata a questi pilastri della luce che ci sono, no? Lì diciamo sul porto dove ci sono i parcheggi delle auto, e da lì a gruppi di 3 o 4 stavamo tutti attaccati a questa cima qua per resistere alle onde. Stavamo anche attenti a non farci venire addosso delle barche, perché comunque l'alta marea era tanta, le barche passavano attraverso il molo, c'erano delle auto, un parcheggio che andavano avanti e indietro, barchette, pezzi di legno, rottami, comunque c'era di tutto in mare ed era abbastanza pericoloso. Per quanto tempo siete stati in questa situazione? Guardi, in banchina sugli scogli praticamente dalle 9:15 fino alle 2 passate, che poi sono arrivati i vigili del fuoco con un gommone di fortuna e 2 o 3 alla volta ci hanno portato avanti e indietro con molte difficoltà, perché detta così sembra facile, ma è stato molto difficile anche l'evacuazione. Ora l'imbarcazione Chocolate in che stato si trova? È arenata sugli scogli, anzi per lo più sul moletto, proprio dove c'è il castello di Rapallo, metà sul secco, metà sul bagnasciuga, in condizioni disastrate. Penso che sia irrecuperabile. Lei si figuri che sono 300 passabarche, la metà hanno un equipaggio minimo di una persona minimo, e quindi può ben capire che è proprio un disastro totale. Con che nota di speranza ci lasciamo? Da questa disavventura ne dobbiamo trarre, far tesoro e capire come poter costruire in modo più adeguato e costruire diversamente, perché il clima è cambiato, le strutture vanno adeguate in base a questi eventi straordinari. E l'importante, ripeto, che non si è fatto male nessuno.